Un lumino o una candela sul davanzale della propria finestra per non dimenticare Denise Pipitone. È l'iniziativa promossa da Don Davide Chirco, responsabile del seminario vescovile della diocesi e del servizio di pastorale vocazionale, per mercoledì 1 settembre in occasione del 17° anniversario della scomparsa della piccola Denise Pipitone. Invito tutti i mazzaresi e non a deporre sul davanzale della propria finestra un lumino, una candela, fare una foto e postarla sui social con l'hashtag 17 anni senza Denise, spiega Don Chirco. Per chi è credente può unire questo gesto anche una speciale intenzione di preghiera per Denise e la sua famiglia. Don Davide Chirco spiega che questo è un semplice segnale che vuole essere da monito a tutti coloro che sanno e non parlano per paura, ma vuole anche essere un momento di forte unità e di particolare vicinanza a Piera Maggio e Pietro Pulizzi, segnati da un dolore che dura ormai da troppo tempo. Ricordiamo che Piera Maggio è stata recentemente ad Agrigento ospite nel premio Sipario d'Oro, ricevendo un riconoscimento speciale insieme al suo legale avvocato Giacomo Frazzitta, dove ha avuto modo di raccontare come è stata e come sta vivendo la vicenda da ben 17 anni, intervistata dal giornalista Lelio Castaldo. Quando accadono quelle cose, io penso che Pieramaggio, più che sperare, diventa un disturbo quasi, soprattutto quando ci sono poi menzogne di un certo tipo, e concludo, soprattutto quando vengono dette da un magistrato. Allora, su questo io chiarisco benissimo una cosa. È chiaro che ognuno ha il diritto di dire la sua, però è chiaro anche che si deve rispettare una certa situazione. Io ho sempre rispettato tutti nel loro modo di esprimere così pubblicamente i loro pensieri. Ovviamente in questo caso, in particolar modo nel mio caso, ci vuole un po' di ponderatezza, anche perché, come ho sempre detto, gli avvistamenti in 17 anni sono stati tanti e credetemi, adesso magari ne avete sentito parlare qualcuna in più così attraverso le TV in modo così prepotente, ma non è stato sempre così. Le segnalazioni, il mio avvocato lo può ben dire, ce ne sono stati tanti, ma passano in sordina, però vengono valutate da chi di dovere, però noi non facciamo in modo che vengano vengono esposte così platealmente. Purtroppo a volte accade questo, che magari una segnalazione passa o viene gonfiata più delle altre, e in questo modo, cioè in un certo qual modo, io divento in qualche modo devo lottare per far sì che io non venga sovrastata da quelle che sono le notizie ricorrenti, che poi per la maggiore sono notizie infondate. Infatti, se ben avete seguito, io ho sempre detto di essere cauti. Abbiamo sperato in modo cauto, veramente molto ponderati nell'avanzarci, nel dire sì, quella ragazza potrebbe essere Denise, quella più di quell'altra, perché non ci possiamo permettere più di illuderci. In tutti questi anni sono state tante le illusioni e oggi non possiamo, è come se ci siamo chiusi in una protezione ulteriore. Allora io oggi voglio vedere con concretezza, voglio la notizia, quella che si rincorrono a volte attraverso TV, TG e quant'altro, voglio prima che vengano verificate con gli appositi DNA o gli appositi controlli, prima di far gonfiare veramente delle bolle che poi in fondo poi sono nulle. Per quanto riguarda le esternazioni di qualche magistrato, io sono molto rispettosa, magari c'è stato qualche magistrato che all'inizio ha cercato di fare tanto per questa indagine e magari non ci è riuscita, magari per qualche modo non c'è riuscita, e in questo modo cerca di aiutare, però ci sono a volte dei limiti da rispettare, sì, anche verso noi. Degli indizi, certo, avere la certezza. Ci sono dei limiti che vengono rispettati.